Slottour, ville venete. Sono arrivata a Villa Emo. Il parco è meraviglioso, ci sono un sacco di topiaria, no? Cioè di siepi tagliate in un certo modo e sembra che ci sia un giardiniere che lo fa appositamente, ma è anche un tipo un po' strano e non lo si avvicina con facilità. Salve! Sono siepi che non sono siepi, sono muretti. È come dire il giardino all'italiana, Esatto. che viene fatta con le siepi fatte così. Ma non è mica facile farle venire su in questo modo, poi, no, queste- poi tante. E come si fa a tenerle così? Se vuoi provare, Oddio mio, no! Sì, dai, c'è sempre una prima volta. se è sempre una prima volta si può provare. Ma non voglio rovinarle, guarda, è già No, non c'è successo con le problema. pecore. Schiacci, non Quando c'è problema. quando taglio qualcosa... Bello! Grazie. Beh, oh, complimenti perché non è mica facile. Ci sono chilometri di muretto. Buongiorno. Straordinaria, ma questa è proprio palladiana. Palladiana pura, anzi forse la villa più riuscita del Palladio, quella più equilibrata, simbolo del Palladio. Gli affreschi sono dello Zalotti, siamo del 1540 e 50, una villa che è una villa fattoria dove i nobili veneziani venivano a realizzare la loro casa di campagna nell'entroterra in queste zone, La villa, realizzando la queste villa di opere campagna. favolose. E poi qui e là delle informazioni che ci vengono date anche sul periodo storico e anche su quello che dal punto di vista dell'agricoltura veniva fatto qua. Per esempio, là in fondo, lo Zelotti, discepolo del Veronese, anche lui con molta ironia dipinge queste cornucopie, questi festoni, ma ci mette non dei fiori a caso, ci mette l'aglio, ci mette, che so, forse questa è una barbabietola, il cavolfiore, la verza e poi, molto importante, ci mette il mais, perché il mais arriva qui da dove? Dalla Turchia, dopo essere naturalmente arrivato dall'America. E sembra che gli Emo siano stati uno dei primi ad introdurre in queste terre il mais ed acqua, due elementi che insieme hanno fatto quindi risollevare la popolazione locale da quella che era veramente la crisi di quel tempo, crisi diverse da oggi. Comunque. La polenta! La polenta! Mamma mia, la polenta!